Ciao ragazzi, oggi vi ho portato in un posto magico. Siamo sulla torre di guardia, poi diventata torre campanaria di Castellaro Lagusello, uno dei borghi più belli d'Italia in provincia di Mantova. 23 metri di altezza, 100 scalini, un panorama bellissimo, anche se ovviamente le grate di protezione non consentono di ammirarlo appieno. Però riscoprire mete come queste vuol dire valorizzare quel turismo di prossimità che alla fine il Covid ha suggerito, ha stimolato di andare a riprendere in considerazione. Ma quando arriviamo in questi posti, in particolare a Castellaro Lagusello, io mi faccio le passeggiate, salgo sulla torre perché dopo so che vado a incontrare questo signore, che è il mio amico Enrico Baroni, no? Oggi mi presenta una cosa eccezionale. Che cosa, Enrico? Beh, la novità, diciamo così, arriva dal fatto del lockdown e abbiamo pensato, e anche grazie all'intuizione di Domenico, siccome lui è un amante del panino con l'hamburger, gli ho detto, visto che non hai potuto andarla a mangiare, ce la facciamo noi. Di conseguenza ho detto, studiamo bene una buona Choppa Burger, e qui l'abbiamo creata e adesso la proponiamo anche a voi. E fra un minuto andiamo ad assaggiarla, la Choppa Burger. Un minuto, forse un po' di più perché 100 scalini e rasoi lunghi. Però intanto te ne fame, vero? Ecco Stefano, questa è la novità che ti avevo promesso. Choppa Burger praticamente con il pane fugasì. Ah, quindi c'è il fugasì? Sì, è la cioppa di fugasì. Cioppa? Cioppa vuol dire panino lombardo-veneto, e allora per comodità Choppa Burger. Insomma, qui bisogna, come si dice, di necessità virtù. Abbiamo messo insieme praticamente 3 cialde di pane fugasì con la doppia hamburger e le salse che vanno praticamente nel panino. Ma scusami, la carne? La carne l'ha scelta un macellaio che conosco, si chiama Enrico. Davvero? Sì. Un giovanotto? È un giovanotto di 70 anni che ha avuto un po' di esperienza nella sua vita facendo il macellaio. E quindi che carne è? Bene, ho fatto la prima selezione di scottona italiana, praticamente non abbandono l'idea di poter arrivare per esempio delle particolarità. Ho in mente per esempio una delle carni che tu mi hai fatto conoscere tramite i tuoi lavori, della garonese. Adesso ci metteremo in contatto con la proprietà se per caso siamo in grado di fare funzionare questo progetto. Ah, sarebbe bello, tutto bene. Tentiamo di mettere insieme qualità e cortesia se possiamo. Stefano, ti do anche la novità per i bambini che abbiamo praticamente preparato la Choppa Burger con il pane, diciamo così, quello morbido, con le patatine per i bambini. Questo è un vestito un po' più americano. Diciamo che praticamente che siamo amici degli americani, non è che possiamo trattarli male, insomma, ecco. Va bene Enrico? Sai, noi qui praticamente è già capitato che prepariamo un bicchiere solo, ed è il nostro lambrusco montolano. Eccolo che qua. Adesso Loriana ci prepara, ci versa nel calicino. Ah, bello. Però Enrico, scusami, ma noi siamo in due, ma mi pare che il bicchiere sia singolo qua. Ma io, come si dice, sai che è una frase ormai diventata famosa, qui si beve solo in uno e bevo solo io. E perché io sono un uomo cortese con gli ospiti, capito? Ho capito. Sì. È simpaticissimo, è simpaticissimo. Come? Enrico, il nostro macellaio che fa il fugasì
poi lo fa diventare il Choppa Burger e non ti dà da bere. Queste sono le caratteristiche dell'uomo. Stiamo scherzando ovviamente. Però Enrico, senti, posso cominciare l'intanto? Tu puoi cominciare il mio bicchiere lì. Ma porco cane, che non è verso Non è verso, che Vabbè. sai che sono solito lì. Ciao ragazzi, alla prossima cantierata. Venite a Castellaro Lagusello, vale la pena visitare questo borgo bellissimo e dopo dare una bella addentata alla Choppa Burger d'Enrico. Ciao ragazzi. Ciao ciao.